Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi nel canale vostro Marietto Veneziano. Molte persone mi hanno contattato in WhatsApp, a telefono soprattutto e anche in PVT per chiedere cosa sta arrivando, cosa succederà e come ci dobbiamo comportare. E subito il vostro Marietto con il legale scendo in campo. Ma prima di fare questo il vostro Marietto vi chiede di iscrivervi al canale YouTube di Legale, al canale YouTube del vostro Marietto Veneziano, di venirci a trovare nei nostri gloriosi gruppi Facebook e anche in Telegram, dove alle 20:30 ogni lunedì sera il legale Marietto Veneziano coadiuvati da Milas tengono un percorso esoterico di esoterismo e è gratis, possono collegarsi tutti, basta cliccare nei link sotto qui in descrizione. Bene, iniziamo un po' con questa pillola per vedere un po' i tempi che stanno per arrivare, per il semplice fatto che già alcune campanelle d'allarme stanno suonando che la NATO ha già avvisato il mondo libero che si sta avvicinando un nuovo Covid 2.0 e alcuni più ottimisti dicono che ci sarà anche un Covid.3.0. Quindi in settembre-ottobre hanno già visto con la loro palla di cristallo che praticamente la Cina e la Russia sarà un focolaio in settembre-ottobre, giusto il tempo per far passare le vacanze e poi subito bisognerà ripartire in quinta a comprare le mascherine per chi non le ha ancora prese o a fare gran battage sui vari mainstream di comunicazione nazionali di regime che ci vogliono le mascherine. Comunque chiunque lavora nell'ambito sanitario a livello professionale sa benissimo che un batterio si può fermare con una mascherina, ma con un virus praticamente è quasi impossibile. Quindi si può capire subito che il discorso delle mascherine è un discorso pompato a arte per distrarre la popolazione. In realtà noi abbiamo già avuto in questo periodo questi 30 aerotti militari americani arrivati e posizionati sul confine russo, no? Lungo il confine russo, con la storia di una esercitazione militare. Perché? Perché come vi ho già detto Marietto Veneziano, attualmente siamo in un periodo planetario sfavorevole e quindi chiaramente si stanno muovendo delle energie, delle forze importanti a livello mondiale e l'Occidente in questo momento è sotto scacco e quindi stanno praticamente cercando di costruire una difesa a livello proprio strategico per fare in modo che riusciamo a superare questo periodo che gira dal 2020 al 2026-29. Quindi avremo sicuramente un periodo molto intenso, molto profondo, molto importante. Il vostro Marietto ha già messo 5 anni fa nel sito alcapitano.altervista.org dei circuiti di protezione che si possono usare tranquillamente, sono gratuiti, soprattutto a pillola dell'avvocato Cerratini, cioè l'ebook dell'avvocato Cerratini si può utilizzare per incominciare ad arginare e a difendere la propria abitazione. Poi chiaramente per settembre-ottobre è inutile dirlo, ma ci vogliono le classiche mascherine, magari degli strumenti per purificare l'acqua e chi può tranquillamente permettersi una stufa a legna è meglio che incominci a pensare a farsela montare o a far scorta di legna, perché in quel momento lì avete già visto il primo Covid.1.0, la situazione come è stata. Poi è chiaro che a livello economico ci sarà proprio una situazione triste, anche perché finito questo Covid 1.0 negli Stati Uniti si troveranno dai 30 ai 50 milioni di disoccupati. Quindi se nel 2008-2009 in 18 mesi ci sono stati 15 milioni di disoccupati negli Stati Uniti per via del problema economico a livello bancario, immaginatevi quando finirà questo Covid 1.0 cosa potrebbe succedere negli Stati Uniti e di riflesso a effetto domino in tutta l'Europa. Quindi molto probabilmente ci sarà una crisi galoppante. In più la classica crisi che le persone si sono create restando in casa. Molti l'hanno presa bene questa situazione, ma molti, anche se portavano una mascherina, hanno dovuto calare la maschera e si è visto che soggetti erano in ambienti familiari dove erano in un certo senso costretti a vivere insieme. Quindi molto probabilmente ci sarà un aumento dei divorzi, molto probabilmente ci sarà un aumento anche delle nascite, no?
e purtroppo ci sarà anche un aumento di disoccupazione di persone che si faranno del male per il semplice fatto che non potranno superare il discorso mancanza di lavoro, mancanza di liquidità monetaria. Quindi si prevede anche molti suicidi in questa direzione, purtroppo. Bene, cari amici, prepariamoci a un Covid 2.0 perché la NATO ormai ha già avvisato che esiste, è già in corso e in settembre-ottobre molto probabilmente in Cina e in Russia ci saranno questi nuovi focolai. Noi siamo sempre sulla Breccia, il Garda Maretto Veneziano, e se volete contattarci per una consulenza, chiaramente sapete che costa 20 euro su PayPal. Grazie cari amici e alla prossima, ciao!